Parla dal Mozambico il prete missionario pordenonese Loris Vignandelli. I terroristi ci hanno risparmiato la vita, ma qualcuno li aveva istruiti su come arrivare al villaggio e su cosa fare. Vigili del fuoco al lavoro da questa mattina per interventi legati al maltempo, allagamenti e blackout soprattutto tra Trieste e Gorizia, sott'acqua alla Basilica di Aquileia e la risiera di San Saba, allerta meteo anche domani. La conferenza delle regioni ha istituito una task force che si è data tempo 5 giorni per un pacchetto di proposte al governo contro il caro energia. Federica, tempi strettissimi, dobbiamo muoverci con urgenza. La pioggia risparmia Udine per l'inaugurazione di Friuli Doc al via questo pomeriggio. Sul palco per il taglio del nastro anche lo show del professor Mauro Ferrari che suona la carica per i friulani. Dopo le big, l'Udinese con il Torino potenzialmente la migliore, la previsione dell'ex DS Bonato che parla di un gruppo collaudato e pressing più alto rispetto al passato, Sassuolo invece in costruzione. Buonasera a tutti voi da Telefriuli e ben trovati a questa edizione serale del nostro telegiornale. Dopo l'attentato in Mozambico che è costato la vita a una suora al quale sono scampati 2 preti pordenonesi, parla a Telefriuli Don Loris Vignandel che racconta come il comando terroristico le abbia risparmiati, ma, dice qualcuno, aveva dato ai combattenti delle precise indicazioni. Il pericolo è scampato, ma la situazione nel nord del Mozambico sta peggiorando di ora in ora. I 2 sacerdoti missionari pordenonesi, Don Lorenzo Barro e Don Loris Vignandel, scampati alla morte dopo che martedì sera un comando terroristico ha assaltato la missione a Chipene, hanno raggiunto oggi la città di Nacala per incontrare il vescovo Monsignor Alberto Vera per parlare del funerale di Sor Maria De Coppi, la comboniana veneta assassinata nello stesso attacco. I 2 preti sono invece stati risparmiati da terroristi che sapevano molto bene cosa e come colpire. Abbiamo sentito degli spari, noi siamo rimasti chiusi in camera con finestre e balconi sbarrati e con la porta chiusa ovviamente e siamo rimasti lì tutto quanto il tempo. Io e Don Lorenzo abbiamo percepito quando sono entrati dal cancelletto, hanno sparato contro i cani, abbiamo percepito quando hanno cominciato ad aprire le altre porte della casa, abbiamo percepito quando hanno cominciato a buttare il fuoco, abbiamo percepito quando hanno incendiato le macchine, ma di fatto a noi 2 non ci hanno toccati. Tanti gli interrogativi ai quali Don Lorenzo e Don Loris non riescono ancora a trovare una risposta. In questo momento ci stiamo chiedendo, ad esempio, com'è che queste persone erano riuscite a conoscere così tanti particolari. Un altro interrogativo forte è perché hanno bruciato tutto, sono entrati, hanno attraversato e rotto tutte quante le porte, tranne le nostre 2, tranne quelle delle nostre camere. Tornare in Italia non è da escludere, ma adesso i pensieri sono ben altri. Abbiamo bisogno semplicemente di mettere un attimo le idee a posto. Può darsi, ma non so dare una data, questo no. I danni e i disagi causati dal maltempo, colpite soprattutto Trieste, Monfalcone e Gorizia. Ascensori bloccati, allagamenti, alberi caduti o pericolanti. Il maltempo, come annunciato, si è abbattuto quest'oggi sul Friuli e in particolare sulla Venezia e Giulia. Le situazioni più critiche sono state registrate stamattina nelle zone di Grado, Monfalcone e Trieste. Una bomba d'acqua ha fatto saltare i tombini nel capoluogo giuliano, causando inoltre l'allagamento dell'ospedale Maggiore e del Palazzo della Regione. Acqua alta nel centro di Grado. Numerose le chiamate di soccorso giunte alle centrali operative dei vigili del fuoco. Alle 13 erano centinaio le richieste di intervento, una cinquantina tra quelle concluse, quelle in corso e quelle in attesa per il comando di Gorizia e una trentina per il comando di Trieste. Tutte erano legate alle problematiche da temporale, ascensori bloccati, danni d'acqua, alberi caduti o pericolanti. Sempre a causa del maltempo, un aereo della compagnia Ita Airways, decollato da Roma e diretto verso Ronchi dei Legionari, è stato dirottato a Venezia per le condizioni meteo che non hanno consentito l'atterraggio in territorio regionale. Il nubifragio di oggi ha causato l'allagamento del monumento nazionale Risiera di San Saba, unico campo di concentramento nazista in Italia. Il comune ha fatto sapere che proprio per questo la risiera resterà chiusa al pubblico e la pioggia battente questa mattina ha colpito duramente la zona tra Fossalone e Aquileia, dove in 2 ore sono caduti oltre 40 mm di pioggia tra le 12 e le 13. L'acqua letteralmente ha invaso piazza Capitola, allagando la cripta
cripta, il battistero e mosaici della Basilica di Aquileia. Allagamenti e interruzioni di corrente anche a Borgo San Felice e Belvedere, nella zona artigianale. Sul posto hanno operato per ora i volontari della Protezione Civile locale, i carabinieri, gli operatori del CAFC, del Consorzio di Bonifica e i Vigili del Fuoco. Il maltempo proseguirà anche domani con le previsioni che prevedono ancora piogge abbondanti e temporali forti sulla regione. Viste le condizioni di instabilità e le possibili ulteriori criticità, la Protezione Civile regionale ha prorogato lo stato di allerta meteo per altre 24 ore. Nella zona orientale della Bassa Friulana in meno di 3 ore sono stati registrati oltre 160 mm di pioggia. Nello stesso tempo oltre 430 scariche da fulminazione che hanno determinato guasti e interruzioni della linea elettrica, a farlo sapere il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con ben 3 idrovore che in comune di Grado e di Aquileia e di Fiumicello sono state disalimentate a causa appunto delle scariche. Il personale ha riattivato immediatamente 2 idrovore, la terza è stata riattivata in meno di 5 ore, poi nel tardo pomeriggio è intervenuta anche la Protezione Civile con la fornitura di un gruppo elettrogeno. Pioggia sì, ma ha risparmiato l'inaugurazione di Friuli Doc questo pomeriggio. Sul palco per il taglio del nastro anche lo show del professor Mauro Ferrari. Sentiamo Daniele Paroni. Si è aperta ufficialmente l'edizione 2022 di Friuli Doc. Professor Ferrari, lei è stato un vero e proprio mattatore. Io vorrei iniziare dai suoi stivali, visto che lei ha detto... Scarpezzi texani. No, viene dal cuore, sai, tutto è molto facile perché viene dal cuore. Il mio cuore friulano è sempre stato, sempre sarà, porto la friulanità e i valori friulani sempre nel cuore in tutto quello che faccio. Ed è per quello che ogni tanto mi va bene qualcosa. Quando le cose non vanno bene è colpa mia, ma quando qualcosa vanno bene è merito dei valori friulani che mi sono portato insieme. Senta, professore, lei ha dato anche una notizia. Lei non è arrivato da solo a Friuli Doc oggi? Sì, sono venuto con l'amministratore delegato di una delle nostre aziende, Chris Anzalone, che non è un cognome friulano, però lui, quarta generazione, credo americano, è amministratore delegato di questa azienda molto bella, molto grande, una di quelle cose che trasformerà il mondo, trovando soluzioni a malattie attuali incurabili, come ha già fatto più volte. E questa azienda è arrivata al punto di espandersi e creare una base europea e stiamo lavorando per fare in modo che questa base europea, se possibile, arrivi in Friuli. E si stabilisca qui e crei con questo centinaia, se non migliaia di posti di lavoro nel tempo. Attenzione, non è una certezza, però Friuli è finalista tra il gruppo di regioni che si sono proposte, da italiane nel mondo, è una delle pochissime finaliste e siamo a un passo dal traguardo, ma non si può dire ancora perché non è certo. Certo è che sarebbe per me una soddisfazione e un piacere incredibile, perché tante migliaia di posti di lavoro ho creato in America, ma mai neanche uno in Friuli e mi manca tantissimo poterlo fare. Professore, le stringo la mano, grazie per il suo intervento. Io restituisco la linea allo studio grazie al supporto tecnico del nostro Francesco Snidero e andiamo con Friuli Doc. Grazie Daniele Paroni, parliamo del caro energia, tema sul quale la Conferenza delle Regioni ha istituito una task force per elaborare entro 5 giorni delle proposte da presentare al governo. Per Federica i tempi sono strettissimi. 5 giorni per arrivare a delle proposte concrete. Le regioni lavorano e si affidano ai tecnici per far fronte al caro energia e al caro gas, sia per le aziende ma anche per le famiglie. Abbiamo istituito oggi un gruppo speciale che formulerà entro mercoledì 14 le proposte delle regioni italiane per affrontare il caro energia e il caro bollette. Verrà fatta una proposta basata su uno schema che guarderà a un incentivo al governo nel confronto con l'Europa, alle misure nazionali da mettere in atto
e alle misure invece che il territorio può mettere in campo. Vogliamo fare un documento basato esclusivamente sulla concretezza. In mattinata Federica con gli assessori alle attività produttive Sergio Emilio Bini e Ambiente Fabio Scoccimarro hanno incontrato le categorie economiche per un confronto sui possibili interventi da attuare. Il timore è di una recessione a causa dei costi energetici, della carenza delle materie prime e la difficoltà con il gas. Per questo l'auspicio principale è un intervento dell'Unione Europea. Bini ha ricordato invece quanto ha già fatto la Regione con i 40 milioni di euro che sono stati stanziati per il caro bollette e Scoccimarro i 9 milioni per la costituzione delle comunità energetiche che nel breve e medio periodo garantiscono la produzione di energie rinnovabili nel pieno rispetto dell'ambiente. C'è poi il processo di trasformazione dell'UCIT, la società che si occupa del controllo degli impianti termici, in FVG Energia per avere una realtà al 100% regionale che possa supportare i comuni. E tra le ipotesi per ridurre il caro energia c'è chi ha ventilato la possibilità che la Regione compartecipi al raddoppio della centrale di Krsko, un'ipotesi che non convince in alcun modo la Regione. È un ragionamento che ha una minima di logica perché tutti si pensa in maniera molto semplicistica che noi entriamo nella centrale di Krsko, ammesso che vogliono venderci le quote, e poi con un ipotetico cavo della corrente arriviamo nella nostra regione e paghiamo energia poco o nulla. Non è così, perché ovviamente al netto della ipotetica partecipazione che al momento non è minimamente prevista da parte del governo italiano nei confronti del governo sloveno, non è previsto appunto una simile ipotesi. Certo è un po' una beffa che noi Italia siamo contrari, come lo sono io, alle centrali nucleari di vecchia generazione e poi siamo circondati tutto l'arco alpino, tutta Europa e a poco più di 100 km dal confine di Trieste una centrale nucleare di vecchia generazione. Estendere i crediti di imposta per gas e elettricità, garantire a prezzi stabiliti con contratti pluriennali il rilascio della produzione nazionale di gas e di energia rinnovabile, ma anche individuare aree idonee in cui sviluppare fonti energetiche rinnovabili e creare aggregazioni di carattere consortile. Sono alcune delle proposte che Confindustria Udine, guidata da Gianpietro Benedetti, proporrà al Governo e alle autorità di regolazione per energia, reti e ambiente tramite la Regione. Il documento che contiene anche altre proposte già avanzate a marzo è stato portato al tavolo energetico con le categorie economiche convocato oggi dalla Regione. Tutti gli argomenti proposti sono stati trattati dalla Commissione Energia di Confindustria Udine, istituita a gennaio e guidata da Marco Bruseschi, presidente del Consorzio Friuli Energia di Confindustria Udine e del Coordinamento Nazionale dei Consorzi Energia di Confindustria. Dal 12 settembre fino al 19 ottobre saranno attivate le procedure di cassa integrazione per i 796 dipendenti di Automotive Lighting Italy di Tolmezzo. I sindacati chiedono che l'ammortizzatore sociale sia utilizzato per 35 lavoratori alla volta a rotazione. Automotive Lighting di Tolmezzo avvia la procedura di cassa integrazione per tutti i 796 dipendenti, tra 545 operai e 251 impiegati e quadri, per il periodo compreso tra il 12 settembre e il 19 ottobre. Al momento l'utilizzo della cassa integrazione è previsto per una media di 35 lavoratori al giorno con meccanismo della rotazione fra il personale. È quanto emerso dall'incontro nello stabilimento tolmezzino, nel corso del quale la direzione aziendale ha motivato la richiesta di cassa integrazione che deriva dal taglio di commesse da parte di diversi clienti, tra i quali Stellantis, Mercedes, Jaguar, Range Rover. Come riferito dai rappresentanti della FIMCISL Fabiano Venuti e della Wilm Will Giorgio Spellat, il mercato dell'automotive in generale evidenzia criticità dovute alle difficoltà di approvvigionamento di materie prime e semi lavorati. Da lunedì prossimo è previsto l'avvio della procedura anche per la SIAT di Gemona, che occupa un centinaio di addetti e che fa parte del gruppo Pittini di Osoppo, che a sua volta, situazione analoga alla Fantoni, aveva richiesto la possibilità di utilizzare l'ammortizzatore sociale del quale non ha ancora usufruito. Discorso diverso per Acciaierie Venete di Buia, dove la settantina d'addetti continua a lavorare contemporaneamente a utilizzare la cassa integrazione. Anche i comuni sono alle prese con il caro bollette, vediamo a che soluzioni ha pensato a Monfalcone il sindaco Cisint.
Gli edifici del comune da ieri abbiamo scelto, visto che le temperature sono più contenute, anche così di limitare l'utilizzo dell'aria condizionata. È un messaggio di buon senso e anche, devo dire, di contenimento dei costi. Pensi che le nostre bollette anche di energia elettrica sono quintuplicate. È necessario che il governo, ma mi pare lo stia facendo in questo momento, provveda a supportare le famiglie, i piccoli imprenditori ma anche i comuni, perché la situazione è immediatamente molto difficile. Noi comunque ci siamo mossi, ci stiamo muovendo su due linee. La prima sicuramente è quella della responsabilizzazione, del contenimento. Ho individuato per ogni edificio responsabile dell'energia e anche responsabile del calore e dell'aria condizionata, perché ritengo che ciascuno debba avere un senso di responsabilità. Sono risorse pubbliche, prima di uscire controllo che le luci siano spente e non ha senso che, se non strettamente necessario, negli orari di presenza si utilizzi aria condizionata, riscaldamento e energia. Però poi ci stiamo muovendo su un filone parallelo di prospettiva, quindi con l'assessore competente proprio in questi giorni io ho un incontro, perché ci sono state delle valutazioni tecniche e sappiamo quindi quali sono gli immobili più energivori. Incredibilmente il Museo della Cantieristica, su tutti i nostri immobili quello è il primo, e quindi noi provvederemo a ragionare sia per quanto riguarda il fotovoltaico, ma anche rispetto proprio a tutte le altre tipologie di intervento possibili. La crisi energetica sarà superata solo se l'Europa sarà unita al di là degli interessi dei singoli Stati, lo ha detto Romano Prodi, che oggi era a Legnano per presentare il suo ultimo libro. L'Europa sta attraversando un momento cruciale. Come si fa ad uscire da questa crisi energetica? Cosa vuole? Nel campo dell'energia gli interessi sono così diversi tra paesi europei che ci vuole un bello sforzo. Ecco, speriamo che in qualche modo si arrivi a un accordo, ma la Spagna non ha bisogno di un metro cubo di gas dalla Russia, la Francia di pochissimo, la Germania e l'Italia dipendono invece da quello. Comporre questi interessi è un problema, e quello è il vero dramma, e Putin ci gioca dentro. Putin ci gioca dentro, cioè cerca di dividere gli interessi europei. Finché noi compriamo un solo metro cubo di gas dalla Russia, è chiaro che Putin ha il coltello dalla parte del manico. Il tetto del gas stabilito è corretto o no? Certo che sarebbe giusto, il problema è raggiungerlo. Il problema è arrivare al tetto, cioè io prima ho parlato di diversità di interessi, e allora è chiaro che questa diversità rende difficile l'interesse comune per il tetto. Se ci si arriva, evidentemente il tetto dà tranquillità alle famiglie e tranquillità agli imprenditori. Ultime battute in tribunale a Udine per quanto riguarda il processo che vede imputato un ex insegnante dello Stringer accusato di aver molestato 11 allieve. Le testimonianze dei ragazzi devono essere prese con le molle e alcune non sono compatibili con la scena in cui si sarebbero svolti i fatti. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni dei consulenti della difesa nel processo in tribunale a Udine che vede imputato un ex insegnante dello Stringer, accusato di violenza sessuale e molestia nei confronti di 11 ragazze tra il 2017 e il 2018. Primo a deporre davanti ai giudici è stato l'ingegner Giuseppe Monfreda, che ha giudicato non genuine alcune testimonianze e spiegato come alcuni contatti tra il docente delle ragazze, interpretati come strusciamenti dagli alunni, erano inevitabili data la disposizione degli arredi e le modalità con cui un qualsiasi insegnante corregge uno studente che manipola cibi e bevande in sala o prepara un caffè. È seguita la consulenza di Giuseppe Sartori, professore di neuropsicologia forense all'Università di Padova. Per Sartori la valutazione complessiva delle dichiarazioni è delicata poiché a più riprese i ragazzi hanno parlato dei fatti tra di loro. In questi casi subentrano meccanismi psicologici che modificano i ricordi e moltiplicano gli errori nel racconto. La prossima udienza è prevista per inizio novembre, quando comincerà la discussione.
Incendio in un appartamento in via Latina a Pordenone. La proprietaria, una donna di 79 anni, rimasta intossicata, è stata trovata priva di coscienza vicino alla camera da letto dai vigili del fuoco e dal personale del 118 e trasferita in gravi condizioni all'ospedale Cattinara. Le cause del rogo sono al vaglio, pare che siano divampate le fiamme da un guasto elettrico alla cappa della cucina, sul posto anche personale della questura. E a Pasiano di Pordenone questa mattina un incidente stradale sulla ex provinciale 9, presumibilmente a causa del fondo bagnato. Si sono scontrate due auto che sono finite entrambe fuori strada. Un giovane è stato trasportato in ambulanza in ospedale a Pordenone in condizioni non gravi. Più serie le condizioni invece della donna alla guida dell'altra auto, è stata trasportata a Udine, rilievi della stazione di Sacile. Furto alla concessionaria di veicoli commerciali Stefanelli di Pradamano, con ignoti che tra il 22 agosto e il 7 settembre hanno rubato dal parco mezzi 8 centraline di controllo per rallentatori idraulici per un danno stimato di 50.000 euro, e si tratterebbe di un furto su commissione. La denuncia dal responsabile della filiale ai carabinieri della compagnia di Palmanova. Arrestato un 18enne afghano che spacciava cocaina nei pressi della Casa dell'Immacolata. Spacciava cocaina vicino alla Casa dell'Immacolata a Udine. Arrestato in flagranza un afghano di 18 anni residente in città. Il giovane aveva nascosto parte della droga negli slip. La vicenda risale a martedì scorso, quando, poco prima delle 13, una pattuglia della squadra volante della questura di Udine ha sorpreso, a pochi metri dalla comunità fondata da Donderoia che accoglie i minori stranieri non accompagnati, il ragazzo in sella a una bicicletta mentre si faceva consegnare denaro da un adulto. I due sono stati fermati dai poliziotti e il giovane ha cercato di disfarsi gettandoli a terra 3 involucri contenenti cocaina. Addosso al ragazzo sono stati trovati altri 2 involucri nascosti nella biancheria intima e 2 pezzi di hashish. In tutto lo straniero era in possesso di quasi 14 grammi di cocaina e 3 di hashish, oltre 400 euro in contanti. Un quarto della somma era stato dato dal compratore, un italiano, che ha confermato di aver acquistato droga dal giovane anche in altre occasioni. Stamani il GIP di Udine, Matteo Carlisi, ha convalidato l'arresto del 18enne e disposto la misura cautelare in carcere. Parliamo di Covid. In regione nella settimana tra il 31 agosto e il 6 settembre è stata registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti, 516, una diminuzione del 16,7% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica, mentre sono sotto media nazionale i posti in terapia intensiva. Emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, mentre oggi sono stati rilevati 444 nuovi casi con 3.725 test eseguiti, sono 4 ricoveri in terapia intensiva, 126 quelli in altri reparti. Si è registrato un decesso a Gorizia. Al Gervasuta di Udine è attivo uno sportello per snellire i percorsi burocratici per l'accesso dei disabili ai servizi sanitari. Ha lo scopo di dare un concreto supporto per snellire i percorsi burocratici che le associazioni che si occupano di disabili devono affrontare. Il nuovo sportello attivato all'Istituto Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasuta di Udine da parte della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap del Friuli Venezia Giulia. Come ha spiegato il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, l'iniziativa presentata oggi si snoda in seno a Sportelli FVG, piano promosso e finanziato dalla Regione tramite un avviso pubblico. Il 30 novembre dello scorso anno il Servizio Politiche del Terzo Settore dell'amministrazione regionale e la FISH aggiudicataria hanno sottoscritto una convenzione che prevede l'erogazione di diversi servizi per le associazioni di volontariato medio-piccole. Noi consentiamo con questa operazione al sistema del volontariato di avere regole, di conoscere regole e di sapere come risolvere queste cose, alleggerendo una serie di adempimenti necessari e potendo concentrare lo sviluppo del volontariato a sostegno di questi percorsi di salute. Lo sportello, al quale si accede ogni lunedì dalle 13.30 alle 15.30, si trova all'ingresso del Gervasuta. Parte dal Friuli Venezia Giulia la campagna nazionale promossa dai privati e sostenuta dalla Regione per il corretto recupero degli inalatori.
Far respirare meglio il pianeta dopo aver fatto respirare meglio le persone affette da patologie polmonari. Si chiama Recupera e Respira ed è l'iniziativa attuata dall'azienda farmaceutica Chiesi in collaborazione con la Regione e Federfarma per il corretto smaltimento degli inalatori. Il Friuli Venezia Giulia sarà pilota del progetto a cui hanno aderito la quasi totalità delle farmacie del territorio, dove è stato già installato un box nel quale gli utenti potranno gettare gli inalatori. In Italia ne vengono erogati ogni anno 8,2 milioni, in Regione oltre 104.000 ed è fondamentale provvedere al corretto smaltimento, che prevede vengano bruciati a 1100 gradi. I contenitori nelle farmacie verranno poi recuperati e smaltiti da Assinde. Il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato come si stia lavorando per mettere in campo tutte le risorse per arrivare a una tutela assoluta dell'ambiente, mentre l'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro ha evidenziato come questa iniziativa procede sulla falsariga di quelle attuate con Illy e Nestlé per il recupero delle capsule. In videoconferenza anche il presidente di AIFA Giorgio Palù, il quale ha elogiato questi comportamenti di economia circolare. Sono 114 kit scolastici donati da altrettanti bambini e ragazzi ucraini che si apprestano a frequentare la scuola in Italia, non potendo rientrare in patria, ad opera del gruppo di volontari di Uniud Solidale, iniziativa avviata dal personale dell'Università Friulana. La consegna dei kit è avvenuta a Torreano di Martignaco e segue una serie di azioni solidali che, dopo l'esperienza avviata nel 2020 per sostenere realtà economiche chiuse a causa della pandemia, ha concentrato ora l'attenzione sui rifugiati ucraini. Cambiamenti in atto in questura a Udine nel compartimento di polizia stradale. Oggi, nel corso di una conferenza stampa, il questore D'Agostino ha presentato i nuovi dirigenti. Alessandro De Ruosi, già comandante della stradale di Udine, è diventato capo di gabinetto della questura, mentre Gianluca Romiti, con il benessere dei dirigenti del compartimento stradale del Friuli Venezia Giulia, Paolo Di Domenico, ha assunto il comando della Polstrada di Udine. A guidare il centro operativo autostradale, una volta concluso il tirocinio formativo, sarà invece il commissario Giulia Petrei. Il questore ha auspicato che attraverso i nuovi ruoli assegnati questura e Polstrada possano diventare sempre più competitive e al servizio dei cittadini. Hanno introdotto il lupo nell'Alta Italia e bufera sulle affermazioni di Mauro Corona in diretta nazionale. Il lupo è stato reintrodotto nell'Alta Italia dall'uomo. A dirlo è stato Mauro Corona, che martedì scorso in diretta TV nazionale a carta bianca ha affermato come la specie sia stata reinserita in regioni come Veneto e Friuli scientemente, come è avvenuto ad esempio con la marmotta e lo stambecco. Queste le parole dello scrittore e scultore il 6 settembre. So per certo, e chi ha buone orecchie ascolti bene, che hanno introdotto anche il lupo nell'Alta Italia come in Veneto e Friuli. Doveva arrivare da solo, ora sbrana tutto. Parole forti che non hanno mancato di sollevare un polverone tra gli esperti che da anni combattono contro la disinformazione sul tema. In un attimo Corona ha distrutto anni di lavoro di professionisti, studiosi, associazioni e allevatori. Hanno commentato gli attivisti dell'associazione Io non ho paura del lupo. Come spiegano anche dai ricercatori del progetto europeo Life Wolf Alps, negli ultimi 40 anni il ritorno del lupo è stato favorito solamente da dinamiche naturali, cui va aggiunta, questa sì grazie all'uomo, la decisione di proteggere legalmente la specie a livello nazionale e internazionale. Anche Luca Lapini, zoologo del Museo Friulano di Storia Naturale, afferma che le dichiarazioni di Corona sono destituite di qualsiasi fondamento. La conferma arriva anche dal recente rapporto dell'ISPRA, che sottolinea come la rinaturalizzazione del lupo negli ultimi 40 anni sia avvenuta con la diffusione e il ripopolamento spontaneo della specie. Tra poco a Sport FUG le parole di Sottile Deulofeu, l'apertura di Friuli Doc, un'intervista all'ex di Udinese Sassuolo in vista della prossima partita, Nereo Bonato, che mette l'Udinese con il Torino subito dietro le grandi del campionato. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.